in collaborazione con Un reportage interamente dedicato al territorio imolese, dalla pianura alla collina. Ritorna la fiera dell'agricoltura, in un territorio ferito ma, come si suol dire, resiliente. Cambierà un attimo di tono, ma ve lo racconteremo, e dal prossimo weekend è in scena per tutti, dall'agricoltura a campo aperto all'intrattenimento per bambini fino al mondo della zootecnia e delle sagre del territorio. Un territorio che però raccontiamo anche attraverso le tante emozioni che hanno saputo regalare i ragazzi delle scuole superiori che hanno partecipato al premio Ezio Pirazzini, protagonista di una passione, 10ª edizione, dall'autodromo che riprende la sua stagione dopo la grande alluvione, e naturalmente per finire con i prodotti tipici del territorio, e ancora recita il mondo agricolo qui alla tenuta Poggio Pollino, sulle colline lungo la vallata del Santerno. Quella del pomodoro è una filiera molto importante per l'Emilia Romagna. È una superficie che viene investita a pomodoro di circa 36.000 ettari in tutta la regione. Quest'anno qualche ettaro in meno c'è perché purtroppo con l'alluvione, specialmente nell'area romagnola, ci sono state delle mancanze, quindi non è stato possibile andare in campo a trapiantare. Parleremo di questo, parleremo anche degli aspetti tecnici di un trapianto che viene fatto in modo scalare per consentire la raccolta appunto diluita nel tempo. Un periodo complesso, un territorio ferito, ma che proprio per questo non molla. L'11ª edizione della Fiera Agricola del Santerno si svolgerà come previsto da venerdì 16 a domenica 18 giugno all'interno del parco del complesso di Sant'Ezennaro a Imola, organizzata dal Comune di Imola congiuntamente al Consorzio Utenti Canale dei Mulini e in collaborazione con le associazioni agricole, ma alla luce dell'emergenza maltempo e dei pesantissimi danni arrecati anche al comparto agricolo, si propone come occasione di riflessione, analisi e stimolo per la ripartenza di un settore che rappresenta per il nuovo circondario oltre il 20% del valore aggiunto del sistema economico produttivo del territorio. Anche il Ministero e la Regione invitati a questa Fiera Agricola del Santerno, che si pone proprio come momento di riflessione, accompagnando anche la festa per la città. La scelta non poteva essere in questo caso che fare la Fiera Agricola proprio per cercare di tenere alta una luce, un faro anche su quello che è l'agricoltura oggi, sui danni subiti rispetto a questa emergenza, e quindi l'occasione di vivere anche l'eccellenza del nostro territorio e poi vivere insieme alla città quello che è da un lato la formazione, l'informazione e anche il coinvolgimento di tantissime generazioni che abbracciano quello che è la fiera, ma soprattutto i prodotti di eccellenza e i tantissimi animali che sono presenti all'interno. Sono veramente tantissime le cose che mettiamo in programma, è un'occasione per condividere una delle fiere più grandi dell'Emilia Romagna e promuoverla all'interno di un calendario di eventi della città che è molto importante anche sui temi agroalimentari, insieme ovviamente alle associazioni di categoria agricole e ovviamente al canale dei mulini. Prodotti e produzioni che partono dall'area vasta per fare fuoco direttamente su prodotti identitari, basti pensare allo Scologno IGP, ma un'agricoltura che coinvolge l'alta collina dell'Alta Val Santerno, e qui recitano le stalle ma anche altri prodotti, fino ad arrivare a una pianura dove molte coltivazioni sono state messe in ginocchio. Sì, intanto abbiamo fatto anche come area vasta di città metropolitana questo progetto che si chiama DECO per valorizzare alcuni progetti, e poi abbiamo fatto il cuore di
Imola, che sono la valorizzazione dei prodotti del nostro territorio. Questo è stato da subito molto accettato e molto partecipato, sia per penso al vino, all'albano o altri prodotti, ma penso anche allo scalogno, come veniva citato prima, o l'albicocca, che fanno parte di una filiera importante che parte proprio da questo territorio. Quindi l'occasione è quella di promuovere le eccellenze, di raccontarle, ma anche di condividere momenti di formazione e informazione su temi estremamente importanti. Penso all'agrofotovoltaico, penso al tema dell'acqua, che può essere da un lato una criticità, ma dall'altro è un'opportunità, era necessaria, e chiedevamo a gran forza pochi mesi fa di avere più acqua e soprattutto bacini che contengono quest'acqua. Quindi diciamo le progettualità che nasceranno e che condivideremo all'interno della fiera sono un po' quelle che condividiamo anche con i tavoli verdi con la quale ci confrontiamo ogni giorno con le associazioni e con il mondo dell'impresa. Quali saranno le occasioni di solidarietà e i momenti legati a quel che è successo in Romagna? Sì, noi abbiamo deciso di fare comunque la 11ª fiera dell'agricoltura, anche dopo una riflessione insieme alle associazioni, proprio per i motivi, questo territorio è stato duramente colpito sia nella parte bassa, e parlo di Spazzate Sassatelli, di Sasso Morelli e in parte anche Sesti Molese, e molto anche nella vallata con le frane, quindi due tipi di problematiche ma molto pesanti, che purtroppo avranno ripercussioni, potrebbero avere ripercussioni anche nei prossimi anni, per un comparto che è molto importante per il nostro territorio, perché è più del 20% del PIL del circondario, quindi questo lo voglio sottolineare, e il sacrificio di tutte le famiglie e degli agricoltori legate a questo settore. Abbiamo deciso di farlo perché è anche un segno di resilienza, di risposta per un settore che comunque non molla, come la Romagna, e quindi ci sarà una raccolta fondi attraverso Satispay in alcuni punti della fiera. Abbiamo insieme al Circolo Fotografico Imolese faremo una mostra fotografica anche dei territori colpiti da questo cataclisma, sempre per sottolineare. Avremo anche una testimonianza dei braccianti di terra di Ravenna, che hanno fatto una scelta molto dolorosa ma importante, cioè quella di allagare i propri campi per non allagare una città storica importante come Ravenna. Esposizione, degustazione e vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari, la mostra mercato del vivaismo, macchine e attrezzature per l'agricoltura, giardinaggio e zootecnia, con l'area dedicata alle razze autoctone dell'Emilia Romagna, che quest'anno vedrà la rassegna interprovinciale delle razze bovino-romagnola, la mostra interregionale della razza asino-romagnolo e la rassegna della razza cavallo bardigiano. Poi io amo definire questa fiera una fiera di popolo e di esperienze per le famiglie, perché è una fiera aperta anche ai bambini e appunto alle famiglie, perché c'è un momento esperienziale, ci sono dei laboratori e soprattutto c'è la possibilità di vedere queste razze che sono ovine, piuttosto che le mucche, piuttosto che i cavalli o gli asini, che oggi un bambino difficilmente incrocia, invece fanno parte della nostra tradizione e sono importanti. Ci tengo a sottolineare che la domenica dalle 6 alle 7 faremo anche una gara del canto del gallo, con bomboloni finali e caffè, proprio perché è una cosa simpatica, però ci tenevamo a dare anche così a volte un segnale di effervescenza della fiera, che si connota sempre per queste cose. E in attesa della fiera agricola del Santerno dal 16 al 18 giugno, restiamo comunque a Imola con il nostro reportage. Io mi sposto in autodromo per il premio giornalistico dedicato agli studenti delle scuole superiori del territorio, mentre Elisabetta ci aspetta in collina. 10ª edizione del premio Pierazzini a Imola, una giornata grandiosa che è cominciata in autodromo con tantissimi ragazzi delle scuole che hanno partecipato, una giornata di festa, una giornata che poi si concluderà qui alla tenuta Poggio Pollino. Guardate quanti siamo tantissimi, ovviamente parleremo di agricoltura, Gabriella ha già cominciato parlando di questo, continueremo a parlarne con tutti i prodotti del territorio, però adesso andiamo a Imola e vediamo come questa giornata è cominciata. Poi qui ci ritroviamo sempre tutti insieme.
Non è un giorno di festa piena con l'alluvione che sta colpendo la Romagna, ma è un giorno comunque di festa perché qui in Autodromo, che in questo momento è pienamente in funzione, ci sono tutti i ragazzi delle scuole superiori di Imola, del circondario ma anche del territorio che hanno partecipato alla 10ª edizione del premio Ezio Pirazzini, protagonista di una passione. L'entusiasmo che ci hanno messo è veramente incredibile, oltre 400 studenti seguiti dagli insegnanti, dai presidi, insomma il mondo della scuola davvero si è movimentato per raccontare il proprio campione. Campione soltanto o campione di riferimento? Storie bellissime sono uscite, campioni anche sconosciuti, addirittura per qualcuno il campione è il proprio papà, la propria mamma o il proprio nonno. Ci sono dei ricordi, ci sono delle emozioni e c'è veramente tantissima partecipazione. Non riusciremo a raccontarveli ad uno purtroppo perché sono tantissimi, ma l'augurio davvero è che questa giornata possa essere, anche se di mezza festa oserei dire, l'inizio per una nuova stagione davvero gioiosa. Una scuola veramente che riesce ancora a stupire. Sì, davvero, tanti elaborati e di grande qualità. Questo premio si conferma un punto di riferimento e c'è un valore educativo forte, direi ogni anno, ma in particolare nel tema che è stato posto quest'anno, quello dell'autenticità dei campioni, insomma, ed è un tema che interroga i ragazzi e, ripeto, ha un valore educativo e formativo importante, non è una premiazione fine a se stessa, è la maniera migliore per far rivivere questo personaggio straordinario che Imola non dimentica, che è Ezio Pirazzini, per quello che è stato e per quello che è, perché la presenza di tanti elaborati, di tanti ragazzi, questa festa dello sport e della cultura sportiva questa mattina ci dice che Ezio, il suo messaggio è ancora vivo, la sua testimonianza è una testimonianza viva. Ringrazio le scuole perché hanno colto con intelligenza, con zelo e dedizione questa proposta che gli viene fatta ogni anno e a cui auguro lunga vita anche i prossimi anni. Il Comune di Imola c'è e ci sarà per dare una mano per quello che può a sostenere questa iniziativa. Festa della cultura e dello sport, e allora ci stanno veramente a pennello i libri e a rappresentarli Rossella Bianco, direttore editoriale di Giraldi Editore. Si dice sempre che in Italia si legge poco, ma secondo me è fondamentale partire appunto dai ragazzi giovani, attirarli alla lettura e quindi anche alla scrittura, questo è fondamentale, quindi unire libri, giovani e lo sport per me è assolutamente vincente. Tra l'altro in questa occasione abbiamo degli articoli, degli elaborati, addirittura delle canzoni e delle poesie. C'è chi vuol fare il giornalista e c'è chi vuol fare lo scrittore. E quindi io vorrei comunque invitare i giovani a scrivere, continuare a scrivere perché la scrittura come atto terapeutico fa bene scrivere, ovviamente fa bene anche leggere perché più si legge più è facile scrivere, quindi vorrei veramente invitare questi ragazzi a scrivere tanto e chissà magari veramente a pubblicare racconti o libri. Una giornata di festa ma ahimè si inserisce in un periodo che per la Romagna è stato veramente catastrofico. Marco Sassi, Agri Imola, voi tra l'altro avete il problema di marroni e castagne perché è il vostro core business. Allora, noi nel nostro piccolo, per quanto riguarda il castagneto che abbiamo di proprietà Castelderio, anche lì purtroppo come in tutta quella regione, quella zona, ci sono state frane e problemi derivati appunto dalle frane per quanto riguarda tutti gli alberi da frutto, mentre per come nella zona più predisposta per albicocche e altro abbiamo riscontrato dai conferitori danni per quanto riguarda l'80% delle produzioni, quindi molto ingenti, e poi come sappiamo bene per tutta l'Emilia Romagna danni da oltre 1 miliardo per tutte le aziende. Quindi noi per quel che possiamo cerchiamo comunque di aiutare gli agricoltori, i nostri conferitori, sempre della zona. E in zona restiamo anche noi risalendo la vallata del Santerno per raccontare ancora i lavori prodotti dagli studenti sul tema del campione del cuore e la figura dell'eroe sportivo, ma anche per scoprire opinioni, testimonianze e prodotti del territorio con gli amici che ci aspettano alla tenuta Poggio Pollino. Una pausa, linea a cielo aperto e tutti pronti per il gran finale.
Sulle mani! Vai! Viva Ezio!